Noi abbiamo la verità, le verità nascoste. Siamo a un punto di svolta qui. Siamo a un punto di svolta. Il punto di svolta annunciato da Patrizio Miatello dallo studio del tributarista padovano Loris Mazzon riguarda nuove possibilità di recuperare il denaro per i risparmiatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza ed è rappresentato dai documenti acquisiti dall'associazione Ezzelino da Onara Giustizia Risparmiatori. Nel caso di Veneto Banca, noi come associazione siamo gli unici in Italia che siamo riusciti ad acquisire le prove della Procura di Roma. Quello che è stato nascosto praticamente ha provocato questa enorme truffa per i risparmiatori. Nel frattempo però si registrano novità sul fronte dell'esposto presentato la scorsa estate da Don Enrico Torta, il parroco di Dese, impegnato anche lui in un'associazione per la tutela dei risparmiatori. Quel presunto tesoro all'estero di Vincenzo Consoli è stato smentito dalle nuove carte presentate dai legali dell'ex direttore generale di Veneto Banca, che sulla vicenda chiedono alla magistratura di fare chiarezza. Il consiglio che diamo ai risparmiatori è che qualsiasi iniziativa giuridica deve essere supportata da prove documentali.